E che storia? Oggi abbiamo Marco Fioravanzo, maestro nazionale del ST, scusatemi, Bassano. Allora Marco, volevo iniziare. Che significa per te fare il maestro di tennis, cioè il mestiere del maestro di tennis? Beh, il mestiere di maestro di tennis è un mestiere che sembrerebbe facile, ma alla fine poi non è facile. Bisogna riuscire a portare intanto a divertire tanti ragazzi, portarli a capire che prima di tutto questo sport qui è un gioco, dal gioco poi diventa competizione, la competizione diventano tornei e bisogna essere sempre bravi a portarli all'entusiasmo nel gareggiare. Quindi questo per me è la cosa più importante per un ragazzo che deve poi giocare. Poi il maestro ha un ruolo importantissimo anche dentro e fuori dal campo perché di base noi dobbiamo essere degli educatori per loro e quindi il nostro ruolo a volte va anche oltre al ruolo del genitore stesso che a volte si vede anche, vediamo molto di più noi ragazzi rispetto ai loro genitori. E quando ti è nata questa passione? Ma la mia passione è nata quando ero ancora piccolo, mi piaceva sempre, quando giocavo, io sono stato B1, quando giocavo venivo sempre a fare un po' di palleggiatore con i ragazzi agonistici e tutto, avevo sempre questa voglia qua di voler fare il maestro. Poi una volta che la mia carriera o giocare a tennis e tornare a un certo livello è finita, è venuta naturale il fatto di insegnare, diventare maestro. E senti, io ho fatto tre categorie di maestro: il maestro di tennis del circolo, il maestro allenatore e il coach. Tu in che categoria ti collochi? Diciamo, sei un maestro che si occupa delle lezioni private, rifare i campi, che sarebbe il maestro del circolo, il maestro allenatore che allena anche dei ragazzi e il weekend segue questi ragazzi, oppure il coach che si occupa soltanto di determinati ragazzi e allena soltanto loro? No, io negli anni ho seguito un po' di ragazzi a livello internazionale fino alla categoria 12-14, poi la vita mi ha portato e gli eventi della mia vita mi hanno portato a diventare un maestro più di circolo. Adesso ultimamente sto facendo proprio il maestro di circolo, seguendo anche l'agonistica, quindi faccio un mezzo tra il primo e il secondo, mentre con i miei colleghi Marco Moretto e Tommaso Moretto, invece che loro seguono più la parte di coach, ci siamo separati i vari settori. È un'idea che mi piace molto questa perché è una cosa che non avevo fatto, quindi è una cosa che mi sta coinvolgendo molto, il dirigere il circolo, seguire il circolo e stare in campo con i ragazzi, perché quello di base rimane la cosa che io voglio fare, stare sempre in campo con i ragazzi. Ecco, ci puoi raccontare una giornata tipo, cioè a che ora arrivi al circolo, a che ora vai via, cosa fai? Così. Beh, ultimamente da quando sono cambiate le parti dirigenziali, dove sono anche vicepresidente del circolo e seguo anche il circolo, vengo qui presto, vengo qui alle 8 del mattino, seguo un po' il circolo, seguo un po' i custodi, sto dietro d'estate soprattutto i bagnini, i centri estivi, gli animatori, sto dietro un pochino a tutto e quindi faccio attività al di fuori del campo. Al pomeriggio vado sempre in campo, faccio la scuola tennis 5 ore e poi per 2 volte a settimana faccio anche qualche lezione, ho diminuito molto le lezioni, poi faccio anche qualche lezione. Questa è la mia giornata. Il sabato e domenica lo passo qui al circolo che d'inverno un pochino meno, ma d'estate spesso sto qua tutto il giorno per seguire tutto un andamento generale del circolo. E il lato che ti dà più gioia di questo mestiere è quello che, tra virgolette, ti dà più dispiaceri. Ma non ho dispiacere, se sincero, non ce li ho in questo lavoro per il momento, non ce li ho. Il lato che mi dà più gioia è vedere sempre l'entusiasmo dei bambini, perché qua abbiamo la fortuna di avere tanti ragazzi. Quindi ne vederli sempre e vedere un bambino che impara a giocare a tennis, impara a fare un dritto, per me è già un momento di gioia. Vedere un signore che viene qua a imparare a giocare a tennis anche a 40, 50, 60 anni è un momento di gioia anche quello. Quindi tutto il mio lavoro mi porta gioia. E la gioia è anche vedere d'estate la piscina piena dove i ragazzi possono farsi il suo bagnetto in piscina. Quindi tutto questo porta gioia, il movimento, i bambini al di fuori della strada, i bambini che non stanno davanti a un computer, una televisione e stanno in un circolo all'aperto, per me è tutto un momento di gioia. Per il momento eh, cose negative, cose brutte non ce le ho, molta gioia in tutto. E come fai, scusami, se la mattina guardi la piscina, il pomeriggio entri in campo, fai i bambini di 5 anni, poi fai quelli di 9 anni, poi fai il corso adulti, ecco, come organizzi questo tipo di giornata? Cioè, ti andrebbe di restare in piscina certe volte No, oppure no, no, trovi no, 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 l'entusiasmo? io assolutamente trovo entusiasmo. Per me, una volta che finisce
il discorso di sistemare la piscina o i bagnini o gli animatori, Sì, tutto il sì, resto. Poi il resto a me il campo rimane sempre la cosa che mi la terra. affascina di più e quello che mi piace di più. Io non ho nessun problema, questo per me mi rendo conto di avere una grande fortuna, penso che a me andare in campo con un bambino di 3 anni o andare in campo con un professionista a me non cambia niente perché io sono innamorato del mio lavoro, quindi questa roba qui è una cosa in più che mi rendo conto di avere, che non è facile, che tutti quanti possono avere. Tanti cercano sempre di andare nel settore in cui gli può piacere di più, invece a me andare con i bambinetti di 10 anni o i bambinetti anche di 5-6 anni, andare con l'agonista o con l'adulto a me non cambia perché mi piace proprio il mio lavoro. Tu sei cresciuto tennisticamente qui e adesso sei addirittura il vicepresidente di questo circolo. Prima ci dicevi che hai girato anche con dei ragazzi under 10, under 12, tornei ETA. Una domanda, diciamo che voglio fare e sto facendo un po' a tutti. Secondo te, in Italia c'è il confronto tra maestri? Ecco, quando tu giravi con i ragazzi tuoi under 10, under 12, notavi se c'era confronto oppure il confronto c'era soltanto tra maestri e amici? Questo è un tasto purtroppo dolente. Il confronto spesso c'era tra amici. Purtroppo non c'era un confronto perché vuoi le gelosie, vuoi purtroppo chi vuol sapere più di un altro. Questa roba qua non portava sicuramente a avere un confronto leale, normale, di crescita, sia dal punto di vista professionale nostro, sia dal punto di vista del ragazzo. Purtroppo questa cosa qui l'ho notata molto, l'ho notata più sali di livello più nota questa roba qua. Probabilmente a livello un po' più alto questa roba qua invece non c'è. A livello under questa cosa qui ce n'è tanta, ce n'è tanta. E senti, e tu saresti favorevole alla mia proposta al canale Super Tennis di creare una trasmissione che si chiamerà, spero, o cambieranno nome oppure non la faremo mai, Tribuna Tecnica per Maestri, dove proprio c'è un confronto a tutte le categorie, da maestri di under 12, maestri di alto livello, dove uno possa parlare proprio anche della tecnica tattica, metodologia di insegnamento, perché non ci deve essere il confronto soltanto tra big, cioè tra coach, secondo me ci deve essere anche un confronto tra maestri di scuola tennis normale, di SAT, cioè come insegnano un dritto o come loro portano un bambino ad affacciarsi all'agonismo. Beh, assolutamente sarebbe un'ottima cosa. È una questione di mentalità, quindi sarebbe anche ora di cambiarla. Il confronto porta sicuramente a un miglioramento. Mettersi in discussione e cercare di capire cosa si sbaglia o portare via qualcosa di buono da un altro collega è un momento di crescita. E penso che se non si riesce ancora adesso è solo e solamente una questione di mentalità che è da cambiarla. Io ho un esempio che mi successe ancora nel 2000, che andai io con mio collega Marco Moretto, andammo in Spagna da Sanchez Casal e questo per me è stato emblematico che lo porto tante volte con i miei colleghi. C'era Sanchez che stava facendo un esercizio su un servizio, io dissi a Marco guarda che c'è problema il nostro allievo, però io e Marco abbiamo preso un'altra strada completamente. Sanchez viene da noi e ci disse ma che tipo di problema ha il tuo allievo? E io gli raccontai guarda che è un po' strano che tu vieni qua da me a parlare, io sono un maestro di Bassano, tu sei stato un giocatore a livello mondiale forte. Fanno no, a me interessa sapere e al pomeriggio Sanchez fece quello che io e Marco avevamo fatto col servizio dell'altro ragazzo. Per me è stata una cosa che parlando poi con lui ritenevo che era una roba anormale. E lui mi dice sì, mi rendo conto perché io sono andato a fare un convegno con Sanchez Casale Alvarez, portò il suo metodo di allenamento in un'accademia in Italia e quasi tutti i maestri dissero ma queste sono troppe palle perché loro fanno degli esercizi con quantità di palle molto alta, sono troppi esercizi. Mi sono reso conto là, lui disse nel 2000 quindi che ognuno voleva fare quello che voleva, quello nel suo credo, non andava mai in cerca di migliorarsi le cose. Questa roba qui è successa 17 anni fa e penso che per tanti maestri, tanti circoli c'è ancora purtroppo questa mentalità. Oggi puoi dire che la tua scelta è quella di fare il maestro di tennis e non il coach, è la scelta giusta per te? Assolutamente sì. Io ti ripeto, ho fatto a livello under un po' tutto più diretto verso il coach con i ragazzini nei 12, 14 e 16. Adesso invece ho preso l'altra strada ed è una strada in cui mi dà grande soddisfazione e mi piace proprio un sacco.
Bene, E che Storia, il team di E che Storia ringrazia, formato da me, ringrazia Marco Fioravanzo e in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie mille Stefano, in bocca al lupo per la tua trasmissione, spero che tu riesci a portarla a termine. Crepi?